Buonasera a tutti, stasera su Storia Glocale si parla di nuovo di Julius Evola. Con noi a parlarne è Giovanni Sessa. Leggo un attimo la sua nota biografica e poi parlo più dettagliatamente del libro, scendendo nel titolo e nei capitoli. Allora, Giovanni Sessa è nato a Milano nel 1957, vive ad Alatri in provincia di Frosinone ed è stato docente di filosofia e storia nei licei, già assistente presso la cattedra di filosofia politica della facoltà di scienze politiche dell'Università Sapienza di Roma e già docente a contratto di storia delle idee presso l'Università di Cassino. I suoi scritti sono comparsi su riviste quotidiane e periodici. I suoi saggi sono apparsi in diversi volumi collettanei e atti di convegni di studio nazionali e internazionali. Ha pubblicato le monografie Oltre la persuasione, saggio su Carlo Michelstetter, Roma nel 2008, La meraviglia del nulla, vita e filosofia di Andrea Emo, Milano nel 2014, con in appendice il quaderno 122, inedito del filosofo veneto, Itinerari del pensiero di tradizione, l'origine o il sempre possibile, nel 2015 a Chieti, Julius Evola e l'utopia della tradizione, Milano nel 19, il libro che presentiamo stasera. Poi ha scritto anche L'ego della Germania segreta, si fa di nuovo primavera, Milano 2021, Tradizione ed emitizzare la modernità, Roma 2019, Azzurre lontananze, Tradizione on the road, Milano 2022. In uscita Icone del possibile, Giardino, Bosco, Montagna, Milano 2023. Ha curato e tradotto decine di volumi, poi ci dirà anche, parleremo anche di lui, insomma, i suoi libri, è segretario della Fondazione Julius Evola. Ci presenta stasera il libro, si chiama Julius Evola e l'utopia della tradizione, con una prefazione di Massimo Donà e in appendice un saggio di Julius Evola. Vado velocemente nell'indice, in modo che leggiamo l'indice e diamo la parola a Giovanni Sessa. Pensare con Evola, Giovanni Sessa, un corpo a corpo con Evola e la questione della tradizione, questa è la prefazione, poi introduzione dell'autore, prologo, poi c'è una parte prima, il confronto con il neoidealismo e le fonti speculative di Evola, parte seconda, Evola e la cultura tedesca, parte terza, mondo della tradizione e possibilità realizzative, poi ci sta l'appendice e il libro è più di 235 pagine e poi si conclude con l'appendice in cui c'è uno scritto di Julius Evola, aspetti del movimento culturale della Germania contemporanea. Quindi questa puntata si collega idealmente con quella dell'altro giorno in cui a parlarne da un punto di vista storico abbiamo avuto con noi il professore Francesco Germinario. Io, fatta questa breve presentazione, do la parola a Giovanni Sessa. Grazie. Grazie innanzitutto a lei per avermi invitato e per darmi la possibilità di parlare non solo del mio libro, ma più in generale di Julius Evola. Quando si affronta un tema come questo, bisogna, come dire, partire con estrema cautela, perché ancora oggi Julius Evola resta uno dei grandi tabù della cultura italiana. È vero che nel nostro annuario, intendo dire nell'annuario della Fondazione che pubblichiamo generalmente all'inizio di ogni autunno, Gianfranco De Turris, nostro presidente, ha scritto che il 2022 è stato per definizione anno mirabile per Evola. È ben noto dalle cronache giornalistiche, infatti, che in quel di Trento, in un museo prestigioso, per la prima volta tutte le opere del periodo pittorico di Evola sono state esposte e in una prolusione inaugurale Vittorio Sgarbi ha presentato Evola come uno dei pittori imprescindibili dell'avanguardia artistica novecentesca. È stato il dadaista italiano più importante, che aveva come referente in quel periodo Tristan Tzara, fondatore, padre non solo naturale del dadaismo europeo. Ebbene, il mio libro guarda con particolare interesse a quello che è considerato di fatto il primo Evola, vale a dire l'Evola artista che, chiusa la fase della produzione dapprima futurista, poi dadaista, tanto pittorica quanto poetica, si dedica alla filosofia. E si dedica alla filosofia divenendo, come dire, il teorico di una forma di pensiero che egli stesso ribattezzerà idealismo magico, che ha al proprio centro il cosiddetto individuo assoluto.
Diciamo che l'opera principale filosofica di Evola esce nel 1930, doveva essere in 2 volumi, uno uscirà nel 27, il secondo, il più importante, nel 30. Si tratta di Teoria dell'individuo assoluto e di Fenomenologia dell'individuo assoluto. Libri che hanno avuto, come dire, un precedente, una sorta di summa introduttiva al sistema dell'idealismo magico nel 1925, con la pubblicazione per i tipi di Athanor dei saggi sull'idealismo magico. Quest'opera è stata introdotta nell'ultima edizione delle Mediterranee da Franco Volpi, che resta uno dei più insigni pensatori del secondo Novecento italiano, e che disse all'Accademia Italiana, chiusa ancora allora nel 2006 a riccio attorno al nome di Julius Evola per delle pregiudiziali di tipo essenzialmente politico, ma che Evola non conosce, intendo dire gran parte dell'Accademia nella sua produzione filosofica più specifica, definì Evola il terzo grande nome del Novecento filosofico europeo, nome da porre a fianco a quelli di Croce e di Gentile. Nel 2009 poi Massimo Donà, allievo di Emanuele Severino, uno dei più illustri filosofi italiani contemporanei, che insegna filosofia teoretica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e che è il prefatore del libro di cui stiamo per parlare, scrisse l'introduzione alla nuova edizione della Fenomenologia dell'individuo assoluto. L'Evola filosofo è un'Evola che è ancora, per così dire, come ha rilevato lo stesso Romano Gasparotti, filosofo dell'immagine dell'Accademia di Brera di Milano, l'Evola filosofo è un'Evola ancora dadaista, perché fondamentalmente l'Evola che ripensa gli esiti più radicali dell'idealismo e del neoidealismo italiano, in particolare ripensa all'attualismo gentiliano, si sporge su, diciamo, una dimensione della conoscenza che richiede di fatto un'attuazione pratica. Non è casuale che i referenti culturali del primo Evola siano autori come Carlo Michelstetter, come Otto Weininger, l'autore di Sesso e Carattere, entrambi tragicamente scomparsi, suicidi 23enni. Il primo autore goriziano, il secondo si suicidò addirittura nella casa dove aveva abitato Ludwig van Beethoven, mito di entrambi questi giovani pensatori, e nel caso di Michelstetter anche pittore e poeta, proprio come Evola. Evola capisce però che questi autori della Mitteleuropa, che avevano fatto parte di quella congerie teoretica e spirituale che Massimo Cacciari ha poi definito metafisica della gioventù, di fatto non avevano compreso una cosa fondamentale. Carlo Michelstetter è stato il filosofo della persuasione, il critico radicale di quella che Heidegger poi chiamerà la vita inautentica, la vita retorica, la vita esposta sul desiderio che proietta la nostra esistenza, il nostro star fuori dal principio, in un futuro che è sempre di là da venire, come un peso che cade da una torre e che tragicamente incontrerà alla fine della sua caduta il suolo, che per noi uomini è il fatto della morte, l'ineludibilità della morte, inseguendoci nel tentativo di consistere che mai si realizza. A questa vita retorica, che Evola tradurrà nella teoria dell'individuo assoluto con il termine di via dell'altro, cioè via esistenziale che si fonda con qualcosa di eteronomo, di esterno all'esistenza dell'uomo, Michelstetter contrappose la persuasione. L'antica divinità greca Peitò diventa l'obiettivo vitale di questo autore. Che cosa non aveva capito, secondo Evola, questo che nei saggi sull'idealismo magico definisce uno dei suoi predecessori, un antecedente addirittura eroico? Non aveva capito che nella vita dell'uomo la dimensione persuasa e la vita retorica sono in uno, perché era rimasto legato ad una sorta di eleatismo della pratica. Intendo dire che con Parmenide, l'inventore della civiltà occidentale, colui che per primo ha teorizzato il principio di identità, aveva di fatto contrapposto gli opposti, non comprendendo che di fatto gli opposti hanno nella vita dell'uomo sempre una dimensione relazionale. Non c'è l'uno senza l'altro.
Conseguita la persuasione, si può sempre ricadere nella dimensione retorica della vita, e conseguita invece, al contrario, la pura vita inautentica retorica, si può uscire da essa e conseguire la persuasione. Questo superamento del principio di identità, che oggi è essenziale nella filosofia contemporanea, Massimo Donà in Italia ne è, come dire, uno dei più significativi rappresentanti, determina una antropologia, una idea di uomo totalmente diversa da quella che vigeva all'interno del neoidealismo italiano. In fondo, qual è il limite che Evola rintraccia nel neoidealismo? Quello di avere proclamato, come dire, la centralità dell'io solo in termini conoscitivi, gnoseologici, teorici ed astratti. Ma questa centralità del Dio doveva essere proclamata di fronte al dato del mondo, di fronte al dato della natura, ed è esattamente all'interno e al termine del proprio percorso filosofico che per questo Evola incontra la dimensione ermetica, che non casualmente ha al proprio centro il tema della coincidenza oppositorum, il superamento delle opposizioni dicotomiche che la logica identitaria ha imposto alla civiltà occidentale, distinguendo fondamentalmente l'essere dal nulla. Bene, l'Evola filosofo, insieme a pochi altri, nei primi anni 20 del secolo scorso, è fermamente convinto che dire l'essere è il dire il nulla. Riscopre una tradizione carsica, sotterranea del pensiero europeo, che si era manifestata prepotentemente nel XIV secolo in un cristiano eterodosso come Meister Eckhart, che era il retaggio della tradizione di pensiero che Giorgio Colli ha detto essere il cuore vitale dell'antica Ellade, vale a dire il dionisismo. Meister Eckhart, contrapponendosi alla teologia ufficiale cattolica rappresentata da quel grandissimo pensatore che è stato Tommaso d'Aquino, il quale alla fine del suo percorso confesserà però al suo discepolo prediletto Reginaldo che dopo aver elaborato le 5 vie per dimostrare l'esistenza di Dio, era come se si fosse ritrovato tra le mani un fuoco prodotto dalla paglia, qualcosa che svanisce. La definizione di Dio non c'è, e non c'è, gli dirà Meister Eckhart, perché Dio, essendo il totalmente altro rispetto agli enti che definiamo attraverso il principio di identità, è un niente, è un nulla di ente, e non un ente pensato in grande, un ente supremo ed assoluto, così come la teologia razionalistico-aristotelica aveva portato a pensarlo. È questo recupero che avviene dapprima nella mistica tedesca, in particolare in Eckhart, che torna nell'Evola filosofo, nell'Evola idealista magico. Che cos'è allora il suo individuo assoluto? È stato letto in genere superficialmente. Il primo che ha in qualche modo determinato una sorta di giudizio negativo sull'Evola filosofo è stato Ugo Spirito, perché Ugo Spirito, da buon attualista, da buon allievo di Giovanni Gentile, capiva che Evola metteva con le sue posizioni in seria discussione l'atto puro gentiliano, che era un atto che non trovava mai il proprio concretizzarsi nella realtà della vita, e quindi stroncò in una recensione notissima le posizioni filosofiche di questo giovanissimo Evola. Evola aveva allora 27 anni, presentando il suo individuo assoluto come una sorta di radicalizzazione del titanismo solipsista che si era già manifestato nella cultura europea a cui Evola aveva guardato con significativo interesse, quella cultura europea che aveva segnato una linea speculativa che partiva da Max Stirner, giungeva a Friedrich Nietzsche e si prolungava appunto in autori a cui Evola guardava con interesse, quali il citato Michael Stetter, il citato Weininger, ma soprattutto nel giovanissimo Otto Braun, tedesco di cui io ho curato l'anno scorso la pubblicazione dei suoi diari e lettere per Oax editore, su suggerimento dello stesso Franco Volpi, che un anno prima della morte, in una lunga conversazione telefonica, mi disse: lei che si occupa di queste cose, guardi, glielo consiglio vivamente, cerchi di ripubblicare Otto Braun, autore semisconosciuto in Italia, perché questo diciottenne aveva una
profondità teoretica straordinaria. Proprio sulla scorta di Brown, Evola ci dice che l'individuo assoluto, in senso latino il termine assoluto va letto in Evola, è un individuo sciolto. Da che cosa? Libero, innanzitutto da se stesso, perché è un soggetto che nega la soggettività moderna in quanto si risintonizza sul principio che anima la vita, che anima ogni cosa. E che cos'è questo principio per Evola? È la libertà. Evola è stato il più grande filosofo della libertà presente nella tradizione italiana. La libertà è un principio che non ha fondamento, è infondata, è libertà coniugata in Evola con la potenza. È quella che noi vediamo manifestarsi in modo mai normabile completamente in tutti gli enti di natura. Il principio di identità ci porta a leggere l'albero come diverso dalla pietra, la pietra come diversa dall'erba, l'erba come altro dal fiore, quasi che questi enti fossero differenziati non semplicemente l'uno dall'altro, ma manifestazioni di una realtà diversa. La physis greca, alla quale guarda con estremo interesse Evola, è invece il luogo in cui si mostra un principio, la libertà, che i greci chiamavano dynamis, potenza. La tradizione filosofica occidentale ha mantenuto un filone carsico che ha ritenuto, a differenza delle letture cristiane di Aristotele, il primato della potenza nei confronti dell'atto, mentre le letture scolastiche più diffuse dell'aristotelismo pongono il primato dell'atto nei confronti della potenza. Cosa ci dice Evola? Evola ci dice di fatto che nell'albero, in cui si mostra una particolare forma della physis, quella potenza che ha dato luogo all'atto non è mai definitivamente normabile, per cui quell'albero, così come qualsiasi altro ente di natura, è sempre in fieri, è sempre metamorfosi, tesi che riemergerà in modo prepotente in tanto pensiero tedesco dell'Ottocento, in Goethe, ma anche in Gustav Theodor Fechner, di cui sta per uscire a mia cura una nuova edizione del suo Zend Avesta, proprio per questa sua connessione con il recupero della physis intesa come dynamis, che è il luogo sul quale l'individuo assoluto, libero, sciolto e svincolato di Evola tende a sintonizzarsi. È in questo senso Evola un precursore di posizioni che per un certo tratto si manifesteranno in Martin Heidegger e per altri aspetti si manifesteranno nel discepolo, come dire, antifascista ed ebreo di Heidegger, in modo ancora più coerente. Mi riferisco a Karl Lewit, che è colui che più di ogni altro nel pensiero europeo del Novecento ha rivalutato attraverso Spinoza e in parte attraverso Bruno il ritorno alla physis. Ecco, il primo Evola è un Evola esposto, per esempio, sul pensiero bruniano. La sua idea di individuo assoluto è sintonica a quanto sulla funzione dell'uomo nel cosmo aveva sostenuto Giordano Bruno. Non è casuale che subito dopo aver scritto i suoi libri di filosofia, i suoi libri teoretici, Evola scriva un trattato polemico nei confronti di quella che egli riteneva insieme ad altri la deriva guelfa che il fascismo stava incontrando in prossimità del 29, in prossimità della stipulazione dei patti lateranensi. Per cui nel 28 scrive questo testo, Imperialismo pagano, in cui recupera quella che definisce la tradizione mediterranea che è una tradizione fondamentalmente orientata in senso bruniano, orientata a questo recupero della dimensione sempre in fieri della physis. Ma se questo principio infondato, la dynamis, è per Evola libertà-potenza, tutto questo va realizzato e dimostrato per Evola. E Evola trova due vie diverse di realizzazione di questa libertà-potenza. L'una la individua nel 26 nell'uomo come potenza, il primo saggio italiano ed europeo dedicato al tantrismo, che tradotto in termini occidentali è il dionisismo, per così dire, dell'Oriente, per sintetizzare e non scendere nei dettagli, e l'altra la individua nell'individuo e il divenire del mondo, un altro suo testo importante sospeso tra teoresi e realizzazione
ermetica nella figura appunto di Dioniso, questo dio della potenza e della metamorfosi, questo dio della natura sempre in fieri, ben simbolizzato dal serpente che per definizione rimanda a queste dimensioni della metamorfosi e della potenza. Evola in qualche modo dalla tradizione greca recupera una distinzione fondamentale. Il suo individuo assoluto è quello che per i greci non era il mero antropos, l'uomo animale, l'uomo che si staticizza in una natura data e non va oltre essa. Ma Evola recupera dalla tradizione greca la distinzione tra antropos e aner. L'aner è il portatore dell'andreia, una qualità sulla quale si era lungamente soffermato nella sua Politeia Platone. È il coraggio, è la fortezza. In cosa consiste la fortezza evoliana? La fortezza evoliana consiste, come dire, nell'assumersi quello che è un compito, del diventare realmente aner, nel diventare realmente uomo. E questa via Evola la definisce via iperbolica, perché è una via che, proprio in quanto sintonizzata sulla dunamis, non accetta alcuna normazione o coazione, tende a un continuo oltre, ad un continuo superamento. Ecco perché taluni interpreti accorti del pensiero evoliano hanno sottolineato che Evola recupera la tradizione dell'idealismo tedesco, della sinistra hegeliana dell'Ottocento, ma con una differenza fondamentale. Mentre la sinistra hegeliana riteneva l'azione trasformatrice del mondo un'azione condotta da un soggetto che agisce sul mondo per cambiarlo, caso più emblematico e significativo Marx, che secondo Levitt non casualmente porta a conclusione quella dissoluzione del legalismo che era implicita nello stesso sistema di Hegel. Evola va ben oltre, è più radicale. Questa trasformazione non va esercitata sul mondo e questa trasformazione va assolutamente esercitata prima su se stessa. È l'individuo che cambiando se stesso cambia il mondo. Ed è per questa ragione che nei primi anni 30 Evola è uno dei principali e più significativi estimatori della musica jazz, perché vede nel jazz, non come dirà il progressista Adorno, una espressione di quella musica commerciale prodotta dall'impianto, dal Gestel della tecnoscienza capitalistica, ma al contrario uno strumento che avrebbe permesso in termini menadici una riconnessione a quella dimensione profonda della vita che è la dunamis, un suo ritorno, un suo manifestarsi. E non è casuale che il jazz puro, il jazz vero, non le forme degradate di questa espressione musicale, neghino di fatto la partitura. La partitura in musica corrisponde di fatto alla distinzione, al principio di identità, alla ripetitività. Evola è aperto su questo principio, su questa origine, che lo rende, peraltro, anche dal punto di vista dell'idea del tempo e della storia, molto diverso dall'autore col quale in genere viene confrontato e che ha influenzato, lo ammetto, per un lungo tratto del suo iter speculativo ed esistenziale, il suo percorso propriamente tradizionalistico, quello che si inaugura all'inizio degli anni 30 e che lo porterà a scrivere nel 34, Rivolta contro il mondo moderno. Mi riferisco a René Guénon, perché è ben noto, René Guénon ha una visione ciclica del tempo, contrapposta alla visione lineare che discenderebbe dalla visione teologica Eden, caduta, redenzione del cristianesimo, che è propria della immanentizzazione della teologia della storia cristiana in filosofia della storia, positivismo, marxismo, idealismo, eccetera, eccetera. In realtà Evola si distingue anche nell'opera più tradizionalista che ha scritto, cioè in Rivolta, ma che non, perché pur accettando in quell'opera, cosa che non aveva fatto nelle opere filosofiche, la visione ciclica del tempo e della storia, l'involuzione della storia come opposta all'idea di progresso, introduce in questa visione una sorta di cuneo speculativo in quella che definisce il ciclo eroico, cioè Evola, a differenza di Guénon, non si limita a descrivere la crisi del mondo moderno e la sua decadenza,
ma parla della possibilità di una rivolta nei confronti del mondo moderno, di un cambiamento epocale anche nell'età ultima, quella che la tradizione del Sanatana Dharma, l'induismo, definisce il Kali Yuga, l'età del ferro isiodea, insomma. E quindi aver privilegiato la dimensione dell'azione lo distingue nettamente. Si definisce uno kshatriya. I kshatriya in India erano la seconda casta, non i brahmani, la casta sacerdotale, ma la casta virile e guerriera. Ma c'è di più. Evola, alla fine dei suoi giorni, già nel 51 ha pronto un'opera che esce 10 anni dopo, nel 61, per me l'opera principale e conclusiva di Evola, mi riferisco a Cavalcare la Tigre, in cui di fatto, confrontandosi con la cultura moderna e confrontandosi anche con la filosofia della musica di Adorno e dei francofortesi, recupera quell'idea di tempo e di storia che aveva sviluppato in teoria e fenomenologia della storia. Che cosa intendo dire? Intendo dire che addiviene ad una visione della storia tanto diversa dalla visione ciclica quanto diversa dalla visione lineare e progressiva, la visione sferica, quella che era in qualche modo presente in Nietzsche e in Heidegger, quella che era emersa nella musica tonale di Richard Wagner, come hanno detto il musicologo Paolo Isotta e lo storico delle idee Giorgio Locchi in un libro memorabile dell'82, Wagner, Nietzsche e il sovrumanesimo, perché nella musica tonale riemerge, come dire, in ogni nota l'idea che essa contenga la precedente e la successiva, il che significa che ogni attimo del tempo umano ha in sé ciò che siamo stati, ciò che abitualmente chiamiamo il passato, e ciò che potremmo diventare, cioè la dimensione del futuro, ciò a cui tendiamo. Mentre la visione ciclica e la visione progressiva sono espressioni del determinismo, la visione sferica della storia, fondandosi sul principio che è la libertà, è una visione aperta del tempo e della storia. Quindi le critiche che intorno alla fine degli anni 70 sono state rivolte ad Evola come l'attore del mito incapacitante, non tengono conto che questa possibilità è implicita, è presente in Evola, che non accetta sic et simpliciter la visione ciclica del tempo e della storia e lo rende quindi un tradizionalista, se si passa l'espressione, anomalo. È proprio questa anomalia all'interno di quello che è stato definito il tradizionalismo integrale del Novecento che mi ha indotto a scrivere, a scegliere per questa monografia su Evola questo titolo, Julius Evola è l'utopia della tradizione, laddove chi parla ritiene che utopia sia qualcosa di afferente al pensiero classico, mentre l'utopismo è mero prodotto moderno. Qual è la differenza? È che tesi che ho, come dire, ereditato e condiviso insieme al docente con il quale ha collaborato a lungo all'Università Sapienza di Roma, Gianfranco Lami, ahimè prematuramente scomparso nel 2011, è che il pensiero utopico classico è un invito a quella via iperbolica verso il meglio, che è tipica dell'individuo assoluto evoliano, che non implica che quella ideale debba essere realizzato a tutti i costi, anche attraverso l'uso magari della violenza nei confronti degli altri, e debba tradursi in una dimensione di realizzazione concreta. Questo è tipico dell'utopismo moderno. Mentre l'uomo utopico si propone come exemplum, come paradigma agli uomini del tempo a cui gli è capitato in sorte di vivere, testimoniando la possibilità di un'altra vita, l'utopista vuole che il suo prossimo sia, come dire, coinvolto nella propria idea di mondo, magari trascritta e pensata a tavolino nel chiuso del suo studio, come nel caso di molti degli utopismi moderni. Quindi quella della tradizione di Evola è un'utopia che si fonda su questa filosofia della libertà. Giovanni Damiano è stato il primo a parlare di Evola come filosofo della libertà, ma questo aspetto era già stato colto nella prima monografia filosofica dedicata ad Evola da Roberto Melchionda, che non casualmente la intitolò Il volto di Dioniso,
significativo riferimento a quanto io ho detto poco fa. Ed è stata questa tesi ampiamente sviluppata nella sua opera monografica dedicata ad Evola da Massimo Donato. Ora, mi si potrebbe dire, come mai Evola, che è un filosofo della libertà, è considerato, lo ha detto a chiare lettere anche l'altra sera Germinario nel suo interessante intervento, un autore non solo fascista, ma in alcuni casi considerato da taluni nazista, razzista e quant'altro. È presto detto. Io vorrei ricordare, l'ho fatto al convegno E-Storia che si è tenuto l'anno scorso a Gorizia, dedicato ai fascismi, un grande convegno cui hanno partecipato i maggiori studiosi e non soltanto italiani del fascismo, che Evola nel 1924 scriveva sulle riviste antifasciste. Evola scriveva sul Mondo, che era un organo di un antifascismo certamente esoterico e liberale, non certo, come dire, l'antifascismo marxista o socialista, tesi e posizioni dalle quali Evola è sempre stato estremamente lontano e critico. Quando Evola si avvicina al fascismo, senza mai peraltro, è bene precisarlo, avere la tessera del partito fascista o ricoprire incarichi significativi e di primo piano, quando si rende conto che in quell'ambiente esoterico liberale non solo era minoritario, ma non era assolutamente in grado di agire sulla realtà della storia di quel periodo. Il fascismo per Evola è stato un movimento politico che tentò di utilizzare le forze, spesso anche regressive, prodotte dalla Prima Guerra Mondiale, per dar loro uno sbocco amagogico. Per Evola, e lo dimostra quanto scrisse nel secondo dopoguerra, questo compito il fascismo non riuscì però a realizzarlo. E non riuscì a realizzarlo per tutta una serie di ragioni che Evola evidenzia in una sua opera, che è Il fascismo visto dalla destra. E in un'altra lunghissima serie di scritti, perché Evola è stato, come dire, uno scrittore che ha collaborato a quotidiani, riviste, per periodici, ha scritto e scriveva tantissimo. Ora voglio dire, l'esperienza della Torre, che è una delle riviste fondate da Evola, durò pochi mesi, fu chiusa dal regime, perché le posizioni di Evola tendevano a voler rettificare in senso tradizionale, per usare l'espressione di Evola, gli aspetti del fascismo che ad Evola non stavano bene. Evola, per esempio, era vicino sotto il profilo politico alla scuola organicista viennese di Ottmar Spahn e di Walter Heinrich. E quindi il totalitarismo moderno, che è una forma, come dire, di bonapartismo aggiornato, non era nelle sue corde. La dimensione importante per Evola è quella che lui definisce imperiale, il principio di sussidiarietà, il fatto che l'uno sussuma i molti del corpo sociale senza opprimerli né reprimerli, non poteva stargli bene. Eppure, nonostante tutti questi distinguo che egli durante il fascismo fece presente, nel secondo dopoguerra è diventato punto di riferimento intellettuale di quella che è stata definita la destra italiana o addirittura la destra radicale. L'altra sera parlava Germinario di una teorizzazione del soldato politico. Vorrei precisare che questa è un'espressione che è stata utilizzata da altri, non è stata mai utilizzata da Evola, perché purtroppo non sono esistiti in quell'ambiente solo gli evoliani, sono esistiti e sono ancora oggi, come dire, floridi e prosperi, gli evolomani, coloro i quali hanno letto, come dire, scolasticamente da buoni scolaretti Evola, ma il più delle volte non hanno capito o hanno travisato il suo messaggio. Evola ha sempre, parlando di apolitia, rifiutato nel secondo dopoguerra la dimensione dell'attivismo politico a cui molti di loro si sono dedicati anche attraverso partecipazione a gruppi a volte armati, e ha sempre stigmatizzato negativamente, finché è rimasto in vita, nel 1974, queste azioni. Tanto che quando fu coinvolto nel famoso processo dei Far e da paralitico fu condotto per 6 mesi al carcere di Regina Coeli per essere poi
come dire, assolto, a quei giovani che avevano fatto solo azioni dimostrative dicendo di richiamarsi al suo nome e alle sue idee, rimproverò questo attivismo politico del tutto inutile, sterile, non condivisibile e anzi assolutamente condannabile. Quindi è un autore al quale bisogna avvicinarsi sine ira et studio, evitando da un lato, come dire, la esaltazione agiografica, che è sempre negativa, così come evitare il pregiudizio a prioristico che ha caratterizzato molti lettori di Evola. Il problema è che Evola finora, autore molto complesso, come diceva Gianfranco Lami, ha avuto più cursori che studiosi e questo non ha giovato né alla sua fama né alla definizione di un giudizio critico nei confronti della sua opera, che è un'opera meritoria di questo tipo di giudizio. E io credo che le cose stiano in questo senso maturando. Ho ricordato prima la mostra di Trento, a cui è seguita la mostra chiusa pochi giorni fa, che si è tenuta a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, che ha attirato l'attenzione internazionale degli studiosi d'arte su Evola. Questi sono eventi significativi, sicuramente, rispetto alla contestualizzazione storica corretta e opportuna di questa figura. Molti accademici si stanno avvicinando allo studio di Evola, sine ira et studio. Ho citato Massimo Donà, ho citato Franco Volpi, ho citato Romano Gasparotti. Io credo che attraverso il lavoro esegetico di questi personaggi sarà possibile presto parlare dell'Evola filosofo come di un pensatore, l'autore di una via, che è possibile, come dire, comparare con posizioni di pensiero fino ad oggi ritenute assai lontane dalla sua prospettiva. Da poco tempo è stata pubblicata da Mimesis, per esempio, i 4 volumi della Rivelazione di Ermete Trismegisto, opera monumentale curata da Moreno Neri, in cui nella postfazione all'ultimo volume, che è riassuntiva del grande lavoro di curatela condotto da Neri, si dice che il pensiero ermetico è fondamentalmente un pensiero non dualista e che nel Novecento il rifiuto del dualismo, che scaturisce ogni forma di dualismo da quel principio di identità parmenideo che Evola rifiuta, è stato sostenuto da un pensatore come Deleuze, il francese Deleuze, che è un pensatore, come dire, molto lontano per altri aspetti da Evola, ma in questo assai vicino alla sensibilità evoliana. Evola è stato estremamente complesso nella sua proposta culturale perché era anche un autore polivalente, pittore, poeta, scrittore, storico delle religioni. La sua opera, La tradizione ermetica, è stata un'opera apprezzata, non so, per esempio da Margherita Yourcenar, nella quale nella opera Al Nero, dedicata alla figura di Giordano Bruno, di fatto non solo cita Evola, ma la ritiene una delle opere più significative sulla tradizione ermetica. Abbiamo tenuto un convegno dedicato a quest'opera nel novembre scorso a Roma, a cui hanno partecipato insigni studiosi, nessuno dei quali ha negato la significatività di questa opera evoliana. E del resto, credo che il tempo di Evola non sia ancora venuto. Evola è stato marginalizzato durante il fascismo, ancora più marginalizzato durante la Repubblica. Io credo che si stia aprendo un periodo in cui Evola potrà dire molto a coloro i quali stanno maturando una visione del presente in termini critici. E non sono più pochi. Non sono più pochi coloro che mettono in discussione, come dire, gli assetti produttivi del mondo contemporaneo. Non sono più pochi quelli che non sentono sulla loro pelle la crisi di cui parlava Evola, quella crisi che lo portò a teorizzare il cavalcare la tigre della modernità,
senza contrapporsi ad essa in termini reazionari per evitare di essere travolti. Posso fare una domanda, scusami? Prego. Dicevi prima, giustamente, Evola collaborò alla rivista Il Mondo. Il Mondo, ricordiamo, Amendola, 1924. Esatto. Vediamo un po' il rapporto Amendola, Eva Kuhn, Teosofia. Vediamo un po' il rapporto di Evola con quelle dottrine lì. Con quelle dottrine lì, anche lo studio di Evola dell'esoterismo e sì, quella è larga parte. E poi la seconda domanda era questa. E tu giustamente ora si sta riscoprendo. Come mai negli anni 60, 70, 80 era pubblicato da minuscole case editrici, tipo quelle che teneva Franco Freda, ma che poi arrivavano a poche centinaia di persone e non è stato mai preso anche da case editrici tipo come Adelphi che hanno dato molto a quella roba, cioè che hanno pubblicato molto di quella roba lì. Lo stesso Franco Volpi ha curato diverse cose. Queste sono due domande in una, quindi. Allora, parto dalla seconda parte di questa unica domanda perché la trovo essenziale. La trovo essenziale anche perché proprio sull'ultimo numero di Studi Evoliani, quello uscito nell'ottobre scorso, ho scritto un lungo saggio dedicato a Roberto Calasso, Il pensiero di tradizione. Calasso confessa in uno degli ultimi libri scritti pochi mesi, anzi forse pochi giorni prima della sua scomparsa, nel luglio del 2021, che la sua ossessione è stato il pensiero di René Guénon e in particolare confessa apertamente in questi ultimi 2 volumetti che sono autobiografici che attorno all'opera di Guénon di fatto è stata costruita la casa editrice Adelphi, che io non ritengo affatto portatrice, come qualcuno scrisse in un suo titolo qualche anno fa, della dissoluzione, ma al contrario una casa editrice che a me allora come giovane ha permesso negli anni 70 di incontrare un mondo speculativo ed ideale che mi ha reso effettivamente uomo, me come tanti altri. Quindi sono sempre grato a Roberto Calasso. Ma Roberto Calasso di Evola ha scritto una volta sola e parla di Evola nella sua introduzione, guarda caso, a Max Stirner, l'unico e la sua proprietà. E come molti, forse anche per ragioni familiari e personali e per scelte politiche, sostiene una sorta di reductio ad Hitlerum di Evola, perché accusa Evola, cosa che non è affatto vera. Nel mio saggio riporto tutte le pagine, le citazioni corrette, che Evola avrebbe trattato Stirner, come dire, da povero ebreo. Questo non è affatto vero, perché Stirner resta uno degli autori fondamentali dell'idealismo magico di Evola ed ebrei erano anche i già citati Michelstetter e Weininger, autori centrali per Evola. Detto questo, Evola scrisse prima di morire, lo dico questa volta da segretario della Fondazione Evola, perché il testamento ufficiale di Evola è stato rintracciato da poco, che solo la casa editrice in cui Gianfranco De Turris da oltre 20 anni cura l'opera omnia di Evola, che sta arrivando alla conclusione, lasciava i diritti e la possibilità di pubblicare. Evola ha tentato più volte di evitare che edizioni pirate e spesso scorrette e non scientifiche delle sue opere circolassero. Purtroppo questo è accaduto e non è stato positivo per la ricezione di Evola nel mondo non solo accademico. E questo è stato il tarlo a cui ha cercato di porre rimedio la Fondazione attraverso la sua azione di contestualizzazione, attraverso un convegno che si tiene tutti gli anni su un'opera di Evola, attraverso i convegni che ogni 10 anni commemorano la morte, a cui l'ultima volta hanno partecipato 40 studiosi, quasi tutti di forma di istruzione universitaria, tutti accademici, proprio per favorire una lettura diversa di Evola. Evola certamente meritava di comparire nel catalogo Adelphi. Uno studioso cattolico noto e mio altrettanto noto avversario, ora defunto,
Piero Vassallo, che in gioventù era stato eoliano. Quando uscì il mio libro con Solfanelli, Itinerari nel pensiero di tradizione, l'origine o il sempre possibile, in una recensione estremamente critica, naturalmente, definì il mio libro un passaporto adelfiano per Evola, il che la dice lunga sulla mia posizione rispetto ad Evola e la dice lunga sulla necessità di continuare questa azione di lettura sine ira et studio di Evola stesso. Ma veniamo alla prima parte del tuo, mi permetto il tuo interessante quesito. Evola frequenta all'inizio degli anni '20 l'ambiente che allora veniva definito occultistico, soprattutto di Roma, ma era in contatto con esponenti di questi ambienti che agivano in tutta Europa. È stato un lettore assiduo di queste opere e un animatore di tutti gli incontri che si tenevano in ambito, come dire, occultistico, esoterico, nella Roma del tempo. Del resto, non è casuale che gli interessi esoterici in quel periodo circolassero anche negli ambienti dadaisti europei. Perché in fondo l'esoterismo inteso in senso proprio indica delle vie di realizzazione che conducono di fatto l'uomo, secondo modalità diverse a seconda delle vie, per usare un'espressione che era propria di Mircea Eliade, a cosmizzarsi, a incontrare quel principio che agisce in tutte le cose. Evola è molto chiaro. La natura dell'uomo è divina. Nell'uomo è presente, come dire, ab origine, quella che viene definita la pietra levigata, a cui si giunge attraverso alcuni processi di sgrezzamento della pietra grezza che noi siamo. È quanto io dicevo, fondandomi sulla distinzione etimologica greca tra anthropos e aner. L'aner, il portatore della fortezza che si pone su quel percorso iperbolico, altri non è se non colui che vuole liberarsi e svincolarsi progressivamente, si badi, dal mio punto di vista, in un processo inconcluso, della natura puramente causale, puramente animale, che pur ci costituisce. Quando Evola pubblica però i saggi sull'idealismo magico, 1925 lo ricordo, in qualche modo ha preso coscienza di un altro carattere essenziale della cultura dell'antica Ellade, e cioè che la filosofia aurorale della Grecia, per usare un'espressione heideggeriana, era già di per sé una filosofia museale, cioè un sapere integrato per forza di cose con il poiein, con un fare, con le arti. E quindi scrive il primo capitolo di questo libro, che era poi un saggio comparso già su una rivista dell'occultismo romano, che è dedicato proprio al concetto di potenza, nel quale dimostra le grandi intuizioni che riteneva ancora positive emerse da quel mondo, ma accusa quel mondo di fermarsi a metà strada, perché quel mondo è ancora, come dire, per Evola, animato dal dualismo, dalla eteronomia, rinvia sempre ad altro, ad un sovramondo, quelle che sono le potenze che invece agiscono nel sensibile, che agiscono in questo mondo della natura, che Evola sente già come l'unica trascendenza che realmente ci sovrasti, come l'unica trascendenza a cui guardare e sulla quale sintonizzarci. Certo, Evola è stato profondo conoscitore delle tecniche tantriche, lo dicevamo prima. È stato in relazione con Maria de Naglaskova a Roma,
ritenuta una delle praticanti della cosiddetta magia sexualis e che fondò un gruppo esoterico quando da Roma poi si trasferì in quel di Parigi. Evola è stato profondo conoscitore, dicevamo prima, delle vie di realizzazione ermetica. Diciamolo con chiarezza, Evola era un pensatore che pur in un periodo della sua vita, ce lo ricorda in una lettera ad Eliade, alla fine degli anni '20, quando Eliade viveva la sua esperienza in India, che pensava in quel frangente di doversi trasferire in India. Ma già in uno scritto che compare sul gruppo di sa Evola che non basta trasferirsi in un luogo per assumere profondamente gli abiti di una civiltà comunque diversa da quella in cui si è stato formati in termini millenari, perché se Croce diceva perché non possiamo non dirci cristiani da laici, noi tutti in qualche modo abbiamo in noi un retaggio che non è solo quello cristiano, ma è quello pre-cristiano, è quello classico, che ci ha, secondo Evola, indicato la via da seguire per l'Epistofè, per il ritorno al recupero dell'origine. E quindi, pur essendosi occupato d'Oriente a lungo, il primo saggio sul buddismo riconosciuto dalla Pali Society a Londra è La dottrina del risveglio, un saggio sul buddismo hinayana di Evola. Evola sa che la via per noi uomini dell'Occidente è quella greco-romana e lo sa dal primo agli ultimi giorni e matura questa convinzione nel momento in cui si allontana dall'ambiente occultistico nel 25, perché sa che il principio cui la filosofia comunemente detta presocratica oppure platonica guardava e quella via era di per sé una via attualizzante, realizzante, che implicava l'uso di tecniche. Ed ecco perché Giano Accame, nella prefazione al libro che ho citato poco fa di Roberto Melchionda, Il volto di Dioniso, uscito negli anni '70, disse: rispetto a quando l'opera di Evola circolava negli anni '20 e negli anni '30, oggi Evola avrebbe dei colloquianti di eccezione. E uno di questi colloquianti è il grande antichista Giorgio Colli. Aveva colto nel segno. Io ho seguito questa indicazione, al di là dello studio che ho condotto da sempre sulla filosofia dell'espressione, in particolare di Colli, nel mio libro Itinerari nel pensiero di tradizione, l'origine è un sempre possibile, ho cercato, anche attraverso Colli, di mettere in luce un'altra differenza che distingue radicalmente Evola dal pensiero moderno, e che è il rifiuto delle filosofie della storia e delle teologie della storia. Perché Evola guarda a Bachofen, guarda a Kreutzer, guarda a quello che il germanista Giampiero Moretti ha chiamato il romanticismo di Heidelberg, non il romanticismo ienese, ma quello di Heidelberg. In cosa si differenziano? Sintetizzo all'estremo. I primi sono autori di filosofia della storia, cioè immanentizzano l'escaton cristiano della storia in una visione progressiva o regressiva, lineare o ciclica. Bachofen, col suo matriarcato, Gorres, con i suoi studi sulla mitologia antica e orientale, ci dicono di fatto che l'origine, il principio, vige sempre nel tempo. E quell'idea che prima dicevo essere riportata a galla per l'uomo europeo dalla musica tonale e dalla visione nicciana della storia sferica. L'origine è sempre possibile perché mantiene una sua vigenza nel tempo. Anche nel tempo dell'estrema decadenza, nell'età ultima, l'epistrofè, il ritorno, è sempre possibile. Almeno a livello individuale. Almeno per quanti si pongano lungo la via dell'iperbole, che diceva Carlo Michelstetter, non è una via per omnibus. Non si sale come si sale su un autobus, ma è qualcosa che modifica il proprio essere nel mondo in ogni atto delle nostre esistenze e che fa del pensare non un'azione tra le tante, ma l'azione che per eccellenza riempie, trasforma in continuazione la nostra vita, ed è un'azione, quella del pensiero, che può provocare e non solo sorgere
dalla dimensione tragica, dolente della vita. Perché la fusis, l'incontro con la natura, non è un incontro fondato solo sull'idillio, sul taumazein, sulla meraviglia di fronte alla bellezza del mondo, perché nella fusis, assieme alla vita, è presente sempre la morte. Leopardi, nelle operette morali, e di questo mi servo nel libro che sta per uscire, Le icone del possibile, giardino, bosco, montagna, dice che il giardino è al medesimo tempo il luogo per eccellenza del trionfo del bello e della vita, ma anche il luogo per eccellenza del dolore e della morte, dove tutto eternamente si trasforma come nel cosmo, che è, come dice il frammento 33 di Eraclito, qualcosa che era, è e sarà, qualcosa che non hanno fatto né gli dei né gli uomini, ma che rende possibile il manifestarsi degli dei e la possibile adeguazione degli uomini lungo quell'iter iperbolico alla vita degli dei. Perché i greci, ce lo ha detto Walter Friedrich Otto, erano il popolo che ebbe il coraggio di guardare gli dei negli occhi e di pregarli in piedi e mai in ginocchio. Questa è una cosa che Evola ha avuto sempre quale ferma convinzione. Quindi, per sintetizzare la risposta alla sua prima parte, alla tua prima parte di domanda, Evola matura anche con l'incontro con l'occultismo una Weltanschauung, direbbero i tedeschi, direbbe lo stesso Evola, una visione del mondo che è centrata sulla liberazione alla quale gli esoteristi guardavano, ma che fa, a mio modesto avviso, della filosofia, che etimologicamente è una via, è l'amore per la sapienza, non una sapienza realizzata, uno strumento di possibile realizzazione. L'ultima domanda, se mi consenti, i carteggi intellettuali che intratteneva Evola sono stati pubblicati tutti, sono stati trovati filoni, che è una persona di importante levatura. Ti ringrazio molto della domanda, perché io, Andrea Scarabelli e Luca Siniscalco dovremmo consegnare alle Mediterranee un'opera che per ora ha un titolo provvisorio che sarà modificato, Cahiers Evola, nel quale saranno pubblicati molti dei carteggi finora inediti, perché alcuni la Fondazione li ha già pubblicati, come il carteggio con Carl Schmitt, il carteggio con Mircea Eliade. Qui compariranno carteggi appunto molto importanti come quello con Massimo Scaligero, che è stato il più importante allievo italiano di Rudolf Steiner, un interprete significativo dell'antroposofia, amico personale di Evola. I carteggi, per esempio, con Girolamo Comi, che erano stati pubblicati solo in modo parziale e sono state rintracciate nuove lettere Evola Comi estremamente significative, non solo sotto il profilo biografico, ma proprio sotto il profilo dei contenuti. Le lettere di Evola importantissime, più di una trentina, con appunto il già citato Walter Heinrich, discepolo di Ottmar Spahn, perché Evola era in contatto anche con il figlio di Spahn, Raphael, e con lui aveva fondato la Lega dei Cronoidi in Austria, durante le sue lunghe frequentazioni del mondo di lingua tedesca, e non solo dell'Austria, della stessa Germania dell'epoca. In tutto questo finora ho omesso di dire una cosa che ritengo fondamentale, e cioè che una delle dimensioni in cui Evola, secondo me, ha cercato la via alla liberazione è stata la dimensione alpinistica. Evola ha scritto una serie di scritti, di articoli e di saggi sulla montagna e sulla pratica alpinistica che furono pubblicati sulla rivista del CAI e che sono state raccolte, con prefazione di Luisa Bonesio e introduzione di Renato Del Ponte, nell'opera delle Mediterranee Meditazione delle vette. La montagna, quale simbolo tradizionale, è Axis Mundi, indica per antonomasia la possibilità della relazione di terra e di cielo, indica quella possibilità alla divinizzazione dell'umano, meglio al recupero di questa natura originaria, e che, come dire, è stata
via alla quale ho guardato anch'io con grande ed estremo interesse nel libro che tu ricordavi prima, mio libro che è uscito nel 2022, Azzurre lontananze, tradizione on the road. Narro dei miei viaggi e del mio vagabondare tra le montagne del Nepal, dell'Afghanistan, del Pakistan, sui ghiacciai di Islanda, perché la montagna permette l'incontro con la dimensione profonda della Fugees. E io ritengo, lo dico nelle pagine del libro che sta per uscire, che dedico alla montagna, che l'ambiente montano e la pratica alpinistica consentano effettivamente l'incontro con la dunamis, con la dimensione della potenza che tutto trasforma. La montagna è forse uno dei luoghi della natura che è maggiormente soggetta al processo di trasformazione. Ci sono delle pagine in alcuni libri di un noto e grande alpinista italiano contemporaneo, Reinhold Messner, da cui emerge la possibilità della pratica alpinistica come via effettiva alla liberazione, come superamento dell'io in un incontro in cui io e montagna in qualche modo si sintetizzano, diventano uno, una medesima cosa. E non è casuale che Evola abbia voluto che le proprie spoglie mortali fossero sepolte in un crepaccio che guarda da sotto la parete nord dell'Iscam, che lui scalò insieme alla guida David negli anni 30. E chiaramente questo è stato un messaggio di tipo simbolico che ha lasciato a tutti coloro che volevano riprendere questa via iperbolica, questa via inconclusa. Le montagne, quali luogo della Fugees in continua trasformazione, sono, oltre che simbolo dell'Axis Mundi, simbolo evidente di questa utopica idea di esistenza, di stare fuori dal principio per tentare di recuperarlo in questo percorso di vita che c'è stato. Credo che abbiamo cioè, avevo delle idee, insomma, il misticismo, tipo Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, mi ricordavano delle letture fa. Ci sono dei contatti tra lui e questi altri filosofi italiani sul misticismo, su queste cose? È stato... Allora, diciamo che Evola è stato piuttosto critico sul termine mistico. Ho capito. Evola preferiva il termine ascetico, perché la mistica implica l'essere invasi da qualcosa di esterno, di estraneo. La grazia divina ha a che fare con una dimensione mistica. Evola, negando il dualismo, non pensa che il principio sia trascendente all'uomo, ma parla di trascendenza immanente che sta qui. Ecco perché io parlo di dunamis, parlo di questa potenza che vive negli enti di natura e che non riesce mai ad essere tacitata, ma che tende, come dire, a rompere i confini di questi enti di natura che la trattengono solo momentaneamente, che eternamente si darà. E se il cosmo grecamente, in termini eraclitei, è eterno, il percorso che conduce al suo incontro non può che essere iperbolico, utopico, infinito. È un compito. La vita è un compito, non è un dato. Andrei su questa domanda. Andrei su questa domanda qua. Ci parli un po' di Andrea Emo, perché è un po' sconosciuto ai più, insomma. Ahimè, purtroppo è così. Diciamo che Emo ha ottenuto una certa notorietà nel momento in cui Andrea Emo appartiene ad una famiglia nobile che ha espresso dei dogi nel corso del tempo, che viveva in una straordinaria villa palladiana nella provincia veneta e che è stato allievo di Giovanni Gentile all'Università di Roma nel 1917. Non ha nemmeno concluso il suo iter di studi universitari, ma nel corso della sua esistenza, conclusasi negli anni '80, ogni giorno, da grandissimo lettore e poliglotta, chiuso nel suo studio, ha scritto una mole straordinaria di aforismi che raccoglieva e ha raccolto in 364 quaderni di computisteria attualmente custoditi presso la biblioteca del San Raffaele di Milano.
Non ha voluto mai pubblicare nulla in vita, pur avendo relazioni appunto con Giovanni Gentile e la sua famiglia, con Enrico Castelli, con altri filosofi del tempo e accademici. Massimo Cacciari venne a sapere del ritrovamento di questi quaderni, un ritrovamento quasi simile a quello dei quaderni di Pessoa nella famosa Panca a Lisbona, e letti questi quaderni fu colpito dalla straordinarietà e dalla eccezionalità del pensiero emiano, un pensiero che si struttura all'interno e in sintonia critico superante, come era accaduto ad Evola, con il pensiero del suo maestro Giovanni Gentile, con l'attualismo gentiliano. Se in Evola è prevalente nelle opere filosofiche forse un'influenza della prima edizione della dottrina della scienza di Fichte, in Nemo invece è prevalente la dimensione schellingiana, la dimensione che in tedesco Schelling chiama del Subjekt, soggetto assoluto. Che cos'è il soggetto assoluto? È il principio a cui facevamo riferimento poco fa. L'idea del soggetto assoluto schellingiano è il nulla di ente, ciò che non corrisponde agli enti nella loro individuazione determinata e distinguente, ma che li anima e che quindi è il niente, il nulla originario, il principio divino delle cose che palpita in ognuno di noi e che può essere trascritto, secondo Emo, dalle arti. Emo è stato un grande collezionista di pittura, un amante delle arti, amico personale della straordinaria scrittrice e poetessa Cristina Campo, affascinato dalla liturgia del cristianesimo ortodosso. Si recava spesso a Roma insieme a Cristina Campo ad ascoltare le liturgie ortodosse. Dico ascoltare perché, come dire, la liturgia ortodossa implica una sorta di sinestesia che consente una partecipazione in qualche modo del fedele o dell'orante, dell'ascoltante a questo principio, a quella preghiera del cuore a cui fa riferimento il Pellegrino russo, la Via del Pellegrino, pubblicata non casualmente ancora una volta da Delfi, tipico dell'esicasmo, e che permette una sintonia naturale tra il battito cardiaco, il pensiero vivente e il camminare, che è una cosa che dovrebbe essere sperimentata da tutti, perché è veramente il camminare sulla terra uno dei doni o una delle possibilità più grandi che ci siano state concesse. Noi non sentiamo più il suono principale che accompagna la nostra vita. Gli elettrocardiogrammi e tutte le tecniche utilizzate per l'auscultazione del cuore, organo che etimologicamente ha a che fare con il ricordo e dove gli originari pensatori greci ponevano la sede del pensiero e non nel cervello, è la musica di fondo della nostra vita, è il ritmo. La filosofia originaria non risponde alla domanda socratica chi esti, che cos'è, risponde ad un'altra domanda, come. Invita questa domanda alla ricerca dei ritmi che costituiscono il modo di darsi di questa potenza, di questa dunamis che anima l'intera physis. Giorgio Colli diceva, parlando di espressione, il mondo è l'espressione. Di cosa? Di un abisso, di un principio che sta nel mondo, ma che noi non riusciamo ad esperire attraverso la sensibilità comune. Dobbiamo crearci, trasformare, raffinare la sensibilità, la sinestesia a ciò serve, in una sensibilità, come dire, infranaturale, che ci renda capaci di cogliere tutto, e uno di questi modi è ascoltare il respiro, uno di questi modi, pranayama, dicono nella tradizione indiana, è di ascoltare il cuore, che è la voce profonda di questo ritmo che palpita e che ci dà vita. A tutte queste cose, naturalmente, a queste riflessioni che sto svolgendo in modo rapsodico, giunge anche Andrea Emo. Andrea Emo è un solitario,
ma io ritengo che, come ha detto lo stesso Schelling, maestro di Emo, chi sceglie la via della filosofia sa di dover vivere in solitudine, e che la stessa parola scritta alla quale io mi sono piegato ed Emo no, da grande qual era, è un tradimento di questa sperimentazione, mi si passi il termine, di questo principio infondato che è la libertà, di questo principio infondato che anima la nostra esistenza e con la quale il mondo nel quale viviamo consente sempre meno di coglierlo, perché è una modalità di vita, quella alla quale siamo sottoposti in qualche modo, che distoglie l'attenzione interiore degli uomini e la sposta sulla dimensione effimera, quando non anche sulla dimensione che prima chiamavo esclusivamente causale dell'esistere. Ed è per questo che oggi il problema dei problemi degli uomini è la morte. È un problema che è stato eluso. Della morte si parla, come lo diceva bene Junger nel problema di Aladino, in termini, come dire, meramente quantitativi, o come diceva Elias Canetti, la morte la espeliamo sempre come morte dell'altro. E di fronte al cadavere, ecco perché i tiranni hanno sempre bisogno di tanti cadaveri, proviamo un sentimento di potenza. Lui è morto, io non sono morto. È una posizione, come dire, di forza. Non è toccato a me. E questo, diceva Freud, spiega anche perché a volte, nei momenti drammatici di un funerale, ad alcuni sfuggono delle risa incontrollabili e apparentemente insensate. Ecco, la morte, di cui ha detto Heidegger magistralmente, è qualcosa che possiamo veramente problematizzare solo se riusciamo ad apprezzare fino in fondo ciò che è la vita, questa animazione universale che parla in noi, che parla in tutte le cose. C'è un libro che vorrei consigliare, di cui parlo molto nelle mie icone del possibile, che è un libro di un erudito tedesco che per sfuggire alle persecuzioni naziste, guarda caso, come Karl Lewit, venne nell'Italia di Mussolini e si dedicò al giardinaggio nelle ville della Lucchesia. Ha scritto un libro, Il giardiniere appassionato, pubblicato anch'esso da Adelphi, che è un elogio del fiore. Bene, quello che dice Borchardt del fiore è qualcosa di unico e di straordinario. È un cosmo, il fiore, che manifesta le rompere di questa potenza. Il fiore è fisso a terra, ha le radici, eppure anima intorno a sé, con gli aromi che promana, tutto il mondo, come dire, degli insetti, degli altri fiori, dello spostamento del polline, non in termini puramente e meramente sensibili ed empirici. È l'animazione universale. Chi sa osservare i fiori, lo sapeva bene Thoreau, riesce a capire uno dei segreti profondi dell'esistenza. E io queste poche e piccole cose le ho imparate anche attraverso la lettura che continua da anni, da quando ero adolescente, delle opere di Evola. Grazie. Se ci consigli 3 libri di Evola da leggere, consigli bibliografici, finiamo così. Beh, i meno letti tra i libri di Evola che io consiglio sempre sono i libri filosofici: Saggi sull'idealismo magico, Teoria dell'individuo assoluto, Fenomenologia dell'individuo assoluto, L'individuo e il divenire del mondo, e Cavalcare la tigre. Grazie. Io allora presento il nuovo, cioè il libro è Julius Evola e l'utopia della tradizione di Giovanni Sessa, che trovate sia su Amazon che in tutte le librerie. Buonasera a tutti, grazie di averci seguito.